Assessore, in Veneto a Longarone si ricorda la tragedia del Vajont per promuovere una cultura nuova della protezione civile. Sì, intanto la Regione del Veneto ha voluto far sì che il meeting regionale di protezione civile fosse itinerante e toccasse un po' tutte le province, quindi quest'anno toccare Belluno nel 50° del Vajont credo che fosse indispensabile oltre che fondamentale, e quindi da quell'evento tragico, quella tragedia che c'è stata, la crescita del sistema di protezione civile, la crescita della nostra comunità verso il capire una coscienza di autoprotezione nei confronti della natura credo che siano fondamentali, e il messaggio che può venire da questi 3 giorni credo debba essere questo. Si può dire in qualche modo che 50 anni fa, dopo quella tragedia, nacque il primo embrione di protezione civile? Ma quella tragedia insegnò che tante persone da tutta Italia hanno voluto aiutare chi ha avuto la tragedia, e quindi sicuramente è la nascita, se così vogliamo dire, di un embrione della protezione civile che poi ha avuto il suo massimo risalto, ahimè, in altre tragedie come quella del terremoto in Friuli, e quindi la crescita della protezione civile oggi diventa fondamentale anche testando il sistema stesso, facendo queste simulazioni, provando a realizzare quelli che sono degli eventi sismici o antincendio boschivo, come faremo in queste giornate, per capire come il sistema può reagire in modo positivo in sostegno e in aiuto dei nostri cittadini.